Un meteo finalmente favorevole e tanta voglia di andare in riva al mare. Come consuetudine al Lido di Venezia si apre la stagione balneare che dal 1° giugno si concluderà a metà settembre dopo la 76esima edizione della Mostra del Cinema. Spiagge tutte aperte da sabato e le storiche capanne dove nacque il turismo balneare affollate di gente. Stiamo arrivando al Lido di Venezia, dove domani, grazie a un meteo finalmente estivo, saranno aperte e disponibili tutte le spiagge del Lido. In più vi aspettiamo sabato e domenica all'evento della Festa della Sensa. La Sensa è in pratica l'evento di apertura della bella stagione. Alla Sensa vi aspettiamo per i mercatini sia sabato che domenica. Sabato pomeriggio per la prima volta avremo una giornata dedicata agli amici a quattro zampe. Chi vorrà venire con i cani di razza, bastardini, qualunque cucciolo sarà il benvenuto e ci saranno anche alcuni premi. Domenica ci sarà lo sposalizio del mare e la giornata come la tradizione. Anche il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Denny Carella, dà il suo benvenuto alla nuova stagione che inizia. Il mantenimento della bandiera blu è stato sicuramente un obiettivo raggiunto con fatica da parte di tutti i soggetti che hanno collaborato e quindi ci auguriamo alla fine che anche il tempo, il meteo, possa essere favorevole. Benvenuti al Lido, venite nelle spiagge del Lido e di Pellestrina e ci auguriamo che possiate divertirvi e passare delle serene vacanze. Ecco il simpatico invito a tutti dalla Proloco Lidense a arrivare anche via social. Tutti a San Nicoletto. Tutti a San Nicoletto al Lido. E comunque il Lido, sole, spiaggia, quindi vi aspettiamo domani. Grazie. Ciao dalla Proloco. Ciao dalla Proloco.